E ieri è stata anche una giornata di festa per il Friuli, il 3 aprile, la festa della patria del Friuli. Vediamo nel taglio basso della prima pagina del Messaggero Veneto il titolo: il Friuli possiede la forza necessaria per battere la crisi. Questo è il messaggio che è uscito dalla festa, dalle celebrazioni di ieri a Vito d'Asio. Allora andiamo a vedere anche qui il servizio che abbiamo realizzato. Vito d'Asio è stato per un giorno capitale del Friuli. La 45esima edizione della Fiesta dei Patrie dal Friuli si è tenuta infatti nel comune del Friuli Occidentale. La celebrazione è stata l'occasione per un importante annuncio. Dopo San Michele al Tagliamento, Teglio Veneto e Cinto Caomaggiore, anche Porto Gruaro, Gruaro e Fossalta di Porto Gruaro hanno fatto richiesta per essere ricompresi ufficialmente tra i comuni dell'ambito friulanofolo tutelati dalla legge 482 del 1999 sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche. La giornata si è aperta con l'esposizione della bandiera del Friuli sul monumento ai caduti di Vito d'Asio. Poi dopo la messa ha preso il via la cerimonia civile con la lettura della bolla dell'imperatore Enrico IV. Nei discorsi è stata sottolineata da più parti l'importanza della tutela delle lingue locali, ma anche delle identità. Festa del Friuli, momento di grande unione tra le comunità germanofona, slovenofona e chiaramente friulanofona. Ma c'è anche spazio per la lingua italiana. Abbiamo avuto dei messaggi da diverse parti del mondo che ci hanno confortato, insomma, in una identità che è multilingue, sì, ma sicuramente monoidentitaria, quindi ci hanno confortato nel fatto che si sentono tutti molto friulani, fondamentalmente convinti, ecco, di appartenere a una storia, a una cultura, a una tradizione ed anche a un territorio. Cerchiamo insomma di tramandare quelle che sono le nostre capacità linguistiche ma anche le nostre tradizioni, per cui appuntamento il prossimo anno in un altro paese del Friuli, ma sicuramente quest'anno abbiamo saputo celebrare al massimo la nostra identità e al massimo anche la nostra lingua friulana. Mandi ad occhi! Tutto è andato meravigliosamente bene, a cominciare dal tempo, ospiti meravigliosi, interventi molto interessanti. Pertanto siamo orgogliosi di averla organizzata e orgogliosi di come sono andate le cose. Vi aspettiamo a Vito d'Asio, venite a scoprire un angolo di paradiso.